Adesso, buongiorno signora. Come va? Quando la Roma ha segnato il gol. Buongiorno. Solo per due parole. È vero che siete rimasti in pochi qui? La seconda volta che ci sono andato Insomma, sono messi a sono io e mio marito. Quante persone siete qui? Io e mio marito. Immagini del paese dimenticato, anche per i nostri archivi che non riportano il nome di questa località. Probabilmente del Vittoriese, ma potrebbe essere anche a ridosso dei laghi di Revine, questo colmello venne visitato da Tino Giacomin e la sua troupe nel 1984. Già allora un piccolo mondo antico fatto di covoni di fieno sapientemente costruiti attorno ai pali, o il lento salire per la montagna con la gerla di Vimini, costruita nelle sere d'inverno quando la televisione era il filò. Scorci che certamente il tempo ha cambiato e per questo chiediamo aiuto ai nostri telespettatori per riscoprire questo borgo perduto. Forse qualcuno riconoscerà questa porta di una stalla o queste case dove il fienile era l'attuale isolante termico delle nostre moderne abitazioni. Istantanee di un tempo che non c'è più, con le cipolle intrecciate all'aria per la conservazione. E voi avete intenzione di restare qui? Noi se la casa non l'abbiamo, abbiamo la casa qui, appositamente dobbiamo rimanere qui perché i figli non hanno il posto per noi. Quindi voi restate qui? Sì, restiamo qui, sì. Ma nonostante il benessere non fosse ancora arrivato qui, ma fossero invece i giovani scesi in valle verso il benessere, le antiche radici tenevano saldi gli ultimi custodi della comunità. Hanno detto che vogliono andare via tutti da qui? No, niente vero. Non è vero? No, vale, tutti vale. Tutti vale, no, non campi mio qua. Sta bene qui? Da quanti anni vive qui? Oh, aspetta. 76 anni. 76 anni? Sì.